Giù le saracinesche. Come annunciato dalla neonata associazione Zero Degrado, istituita da commercianti e residenti stranieri di Via Trento e dintorni a Mestre, è andata in scena la protesta con la chiusura dei negozi per dire basta allo spaccio, al degrado, alla criminalità diffusa. Liti ogni giorno, lo spaccio sulla strada, le persone che vengono picchiate. Un giorno ho visto un bambino che correva su e giù mentre si trovava dentro le persone che tiravano i pugni in bottiglie. Il bambino era traumatizzato, correva su e giù, piangeva in confusione. Qua sempre vedo di tutti quanti vendere di droghe, però non vuole noi fare queste cose. Sempre fa casino, vedo di sempre sentire male. Siamo venuti fuori apposta, chiudiamo e manifestiamo, facciamo vedere agli italiani che anche noi siamo contro questo degrado, diciamo. Una protesta che ha visto tutti uniti, italiani e stranieri, impauriti ma soprattutto stanchi di doversi scontrare con una situazione giunta al limite. Io mi auguro che questa iniziativa abbia davvero seguito e perché abbia seguito c'è solo una possibilità, quella di pretendere ad ottenere il DASPO urbano. Bisogna allontanare fisicamente i soggetti che qua spacciano. Non è possibile che adesso tutto funzioni per 2 ore e poi ritorni tutto come prima. Da qua lo spaccio se ne deve andare. Vogliamo più controllo in presidio 24/24 finché la zona è tranquilla, che le persone dormono nelle loro case, i bambini crescono in maniera civile, perché se i bambini in questa zona crescono così diventano cattivi.